persone che ho formato da 3 persone. Gli intermediari avevano sede nel torinese, nell'Interland torinese, gli acquirenti, i grossi acquirenti nell'Interland cagliaritano. La fornitura proveniva dalla Spagna. Il riscontro più grosso, quello del 9 luglio 2014, ha infatti permesso di sequestrare un carico di 244 kg circa di hashish, che poi avrebbe dovuto essere piazzata sul territorio degli spacciatori al minuto dal Serra, nel caso del 9 luglio, e dal Sanna, 2 soggetti colpiti dalle misure veloci. Quali erano le piazze, inteso come i luoghi più, diciamo, dove più arrivava questa droga, dove veniva spacciata? Le piazze erano soprattutto quelle del Cagliaritano, di Quarto Sant'Elena in particolare. Il nome stesso dell'indagine, Sacro e Profano, deriva proprio dallo spaccio che avveniva anche nella piazza del Sacro Cuore, a Quarto. E possiamo fare un computo economico, un giro d'affari di? Che se immesso sul mercato avrebbe potuto fruttare sino a 2 milioni di euro.